10 anni di premio Memo Geremia, 10 anni di sport e letteratura, un appuntamento che è cresciuto negli anni e che ha saputo rinnovarsi e crescere nel ricordo di Memo Geremia, storico rugbista e dirigente del Petrarca Rugby. In ricordo di una persona straordinaria che ha fatto crescere lo sport a Padova, ha dato i valori che ci portiamo dietro e quindi inizialmente nato su quel ricordo, oggi a distanza di 10 anni sta diventando uno dei premi letterari più importanti che esistano in Italia. A vincere l'edizione 2024 il trevigiano Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico, medaglia di bronzo nelle recenti Paralimpiadi di Parigi con il libro Soli nella tempesta, edito da Rizzoli. Il premio Ali Librai sarà consegnato a Claudio Colombo per il suo Giù la testa, edito da Epli, mentre Marco Lollobrigida riceverà il premio CONI per il suo Oro Rosa, edito da Rai Libri. Non più domenica, pseudonimo di Andrea Masciaga, riceve il premio della speciale sezione Libri per ragazzi, vinto grazie a Ci alleniamo anche se piove, miserie e splendori del calcio dilettantistico, edito da Rizzoli. A differenza forse di qualche altra edizione siamo riusciti ad arrivare alla selezione dei 4 titoli premiati in maniera più fluida, che è successo in passato che c'è stato qualche momento in cui c'era difficoltà nel scegliere tra un paio di titoli, ma questo non significa che il livello sia minore, significa che a mio avviso i 4 titoli che abbiamo scelto secondo noi sono molto belli, validi e quindi meritevoli del premio. Il prossimo 7 novembre verranno premiati gli autori nell'Aula Magna di Palazzo Bo, sede dell'università, un'ulteriore riprova di quanto la città sia legata ai valori dello sport. Festeggiando i 10 anni si supera quel gap che adesso siamo adulti, maturi e possiamo anche puntare a livelli più alti. Poi ormai quando si parla di sport ormai c'è un modo di raccontarlo che è proprio quello tipico a volte anche dei romanzi e dei saggi, e quindi da questo punto di vista è sicuramente un premio che sta crescendo di anno in anno sia di valore sia di qualità di contenuti.